festeggiamo insieme, io direi come un momento storico, questa riapertura. Possiamo immaginarci un po' di far parte della vita dei Gonzaga, che hanno fatto questo passaggio molto spesso. È stata la loro chiesa, è stato Santa Barbara, la santa contro il fuoco, tra tante altre cose. Ma io vorrei a questo punto ricordarvi anche di un aspetto della sua leggenda che mi pare molto molto significativo per questo momento. La Santa Barbara fu carcerata in una torre, proprio rinchiusa in una torre che aveva solo una finestra. E ha accettato tutto per tenere la fede, ma ha detto: io ho solo un desiderio, che ci siano aperti altri 2 finestre. Quindi per me la Santa Barbara sta per una riapertura e non per erigere delle mura. Questo passaggio adesso facciamo insieme, proprio la strada dei Gonzaga verso la chiesa, ma vi prego proprio di non fermarvi troppo. Date un'occhiata perché poi subito scendiamo in chiesa. Prego, ci siamo. Il nostro percorso dal punto di vista espositivo vuole offrire veramente una piccola promenade al visitatore che, vorrei ricordarlo, non coincide con la visione solamente del mero turista. L'intenzione nel presentare questi oggetti, paramenti, arredi sacri, è stata quella di offrire un percorso al turista, accolto dall'abate che gli presenta il grande piviale di Ercole, presenta poi le reliquie di Santa Barbara sulla parete di fondo ed infine invita il visitatore ad affacciarsi appunto dalla tribuna ed avere una visione della chiesa completamente diversa. Oggi noi abbiamo compiuto questo gesto che anche il direttore Asman prima diceva, è un gesto di apertura di uno spazio che non è soltanto fisico, ma è anche simbolico, è uno spazio della vita di questa città e anche nostra. Abbiamo voluto parlare di un passetto che oggi abbiamo ripristinato e in questo modo abbiamo onorato anche la storia e la sua logica, perché le cose nascono sempre con un criterio, con un perché. E come è nata nel complesso del Palazzo Ducale questa basilica, un perché c'è, una logica c'è, e va ritrovata nel Duca Guglielmo, nella sua personalità stessa. Noi sappiamo che lui è stato allevato in quanto orfano di padre da questo zio, il cardinale Ercole, che era un uomo di grande elevatura di pensiero, di sapienza. Perciò il Duca Guglielmo ha maturato dentro di sé anche la scelta, il desiderio di avere dentro il palazzo questa basilica.